Dal 95 a oggi ha sempre vinto il centrodestra, il margine si è stabilizzato. Pur in un quadro politico che si conferma stabile, non mancano gli spunti di riflessione sui risultati delle ultime elezioni in Veneto. La prima è che pur in una regione con una tendenza molto marcata, quella che ha portato all'elezione di Alberto Stefani è stata, a parte il 2000, l'affermazione più netta della coalizione di centrodestra da quando nel 1995 si è cominciato a eleggere direttamente il presidente. E come nel 2000, un'elezione nella quale ha fatto da traino Luca Zaia, 203.054 preferenze complessive nei 7 collegi del Veneto. Secondo lei, se non ci fosse stato questo impegno di Luca Zaia, sarebbero stati più vicini Manildo e Stefani, oppure si sarebbe travasato all'interno del centrodestra in altre liste? Magari le proporzioni sarebbero state leggermente diverse, però il dato di ieri mostra una vittoria chiarissima del centrodestra. Lo stesso Stefani ha un numero di voti personali molto superiore a quello di Manildo, quindi fa la sua parte. Il centro-sinistra forse avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più. Eppure il centrosinistra non raggiungeva percentuali così alte in Veneto dal 2010 e Giovanni Manildo, così come Alberto Stefani, grazie al voto disgiunto ha ottenuto più preferenze della somma dei partiti che lo sostenevano. Ma nell'analisi realizzata da Utrend per l'osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto, queste sono anche le elezioni col minimo storico di affluenza alle urne, un 44,6%, che le pone tra i 10 risultati peggiori delle regionali in Italia. Sicuramente il fatto che queste elezioni non siano mai state percepite come una partita aperta ha influenzato e ha mobilitato meno l'elettorato, però questo è un dato molto negativo. Il successo della Lega è stato ovunque, primo partito in 490 comuni su 560. Nello specifico, poi, se il divario tra centrodestra e centrosinistra rimane relativamente contenuto nei comuni capoluogo, vira quasi plebiscitariamente a destra nei paesi con meno di 15.000 abitanti. C'è infine l'analisi della sempre più importante propaganda attraverso i social network. Anche qui ha prevalso Stefani, ma c'è un caso Riccardo Szumski. Che sui social media non ha fatto una campagna strutturata, ha semplicemente raccontato le proprie proposte nel segno dell'autenticità e della disintermediazione. Questo ci dice che quando appunto un candidato ha una solida base anche sui social media, basta quella per avere un grande megafono.